siamo riusciti a ripristinare i due flussi di traffico in entrambe le direzioni, ovvero verso Venezia e verso Mestre, spostando entrambe le corsie di sorpasso sul viadotto collaudato nella giornata di ieri. Tornano transitabili con anticipo rispetto alla riapertura prevista il 7 novembre entrambe le corsie del tratto della strada regionale 11 interessato dai lavori di realizzazione della nuova viabilità di accesso alla macroisola, prima zona industriale di Porto Marghera. Penso sia un segnale importante che il cantiere cerca di trasmettere alla città, creare meno disagi possibili malgrado la mole dell'opera in corso di realizzazione. Dallo scorso 27 ottobre l'area tra via Torino e il Vega ha visto i veicoli convogliati in un'unica corsia di marcia per consentire l'avanzamento del cantiere e completare le rampe di accesso al viadotto lato nord. L'obiettivo è quello di mettere tutte e quattro le corsie sul viadotto. Questa operazione si è resa necessaria perché, come potete vedere alle mie spalle, il viadotto è completato interamente, ma le rampe di accesso ne manca la metà per ogni direzione, e questo spostamento consentirà la realizzazione di queste parti mancanti e pertanto in circa 6 mesi il viadotto verrà reso operativo nella sua interezza.